hai tu. Mi avevi abbandonata ed io mi son trovata a un tratto già abbracciata a lui. Con Jacopo Cullin, che oggi sei venuto a trovare al corner. Ciao Jacopo e grazie intanto. Ciao, grazie a voi. Come va? Come stai? Molto Questo bene, periodo? molto bene, felicissimo perché adesso che ci sono le indagini di Lolita Lobosco in onda, finalmente possiamo vedere che cosa abbiamo combinato durante le riprese, quindi... Sei più sereno oppure anche un po' di ansia adesso che ti devi Ma rivedere? no, serenissimo. Serenissimo. No, sono curiosissimo, quello sì. E poi adesso felice anche perché ovviamente la prima puntata è andata molto bene in termini di ascolto, quindi... Senti, raccontaci un po' com'è stata l'esperienza di questo terzo, diciamo, episodio, come è cambiato anche il tuo personaggio, l'evoluzione che c'è stata. Allora, questa terza stagione è iniziata in maniera diversa perché c'era un regista nuovo, però sempre, il gruppo è sempre lo stesso, gli attori sono sempre gli stessi, quindi dico sempre che era un po' come tornare a scuola dopo l'estate, no? Sai, quando finiva l'estate, tornavi a scuola, non vedevi l'ora di rincontrare i tuoi compagni di classe. E quindi rivederli, ci sono degli automatismi che scattano immediatamente, ci si diverte, c'è molta più confidenza, quindi non è come un set nuovo dove devi cercare di capire come sono i vari Diciamo. caratteri, esatto, e quindi si parte subito a bomba. L'unica cosa è c'era da instaurare un rapporto col regista e devo dire che insomma, ci è voluto molto poco. Quindi non ci sono state, è stato tutto, ritrovarsi è stato semplice, diciamo. Beh, Perché sì. poi a volte invece non ci possono, questi periodi di, si cambia, si fanno nuove esperienze, è stato tutto invece spontaneo. Sì, per me sì, perché poi è un personaggio che mi piace moltissimo, mi diverte tantissimo, quindi l'idea, una volta che ti arrivano le sceneggiature, non vedi l'ora di arrivare sul set, di provare a fare quello che c'è E scritto. perché ti piace tantissimo? Ti ci ritrovi in una qualche forma tua di io, Jacopo, oppure... No, non mi ci ritrovo, ma sento che è nelle mie corde, cioè ho quelle corde lì e riesco in qualche modo a farlo funzionare bene, almeno quel tipo di comicità là. E poi mi piace perché è divertente, perché mi piace far ridere le persone, quindi è tutto un insieme che funziona e quindi ovviamente mi rende felice. A proposito di far ridere le persone, poco fa mi anticipavi, mi dicevi qualcosa ai microfoni No, cos'è? Ah, lo possiamo dire? sul teatro. Ah, ok, allora sì. Mi dicevi qualcosa, che cosa stai facendo adesso? Riporterò il mio spettacolo in tour e quindi lo riporterò ovviamente in tour nella Sardegna perché la Sardegna è ovviamente per me la mia casa e l'ho sempre tenuto in Sardegna, però l'anno scorso ho deciso di portarlo un po' fuori, fargli fare un viaggetto, l'ho portato al Teatro Ambra Iovinelli a Roma, al Teatro Manzoni di Milano ed è andato molto bene, quindi quest'anno abbiamo deciso di replicare, faremo 3 tappe a maggio a Torino, Firenze e poi Bari soprattutto, che insomma come una seconda casa ormai. Certo, ma com'è portare uno spettacolo in questi casi, per esempio all'Ambra, un tuo spettacolo a teatro e invece all'Ambra di Vinelli che è un palcoscenico, Esatto. come... È c'è stato- un po' immagino di... È stato molto emozionante perché soprattutto mentre sali le scale vedi le foto di tutti quelli che hanno fatto tutti quelli che hanno fatto lo spettacolo lì e quindi dici wow, che bello, cioè è un tempio vero e proprio. È stato molto emozionante anche perché all'Ambra è stato il primissimo fuori dalla Sardegna. C'erano i miei colleghi, c'era Luisa, c'era tutto il cast delle indagini di Lolita Lobosco, tanti amici, quindi era stato un po' come fare tipo outing, diciamo, faccio anche questi personaggi qua, faccio questi personaggi comici che non c'entrano niente con tutto quello che ho fatto in TV o al cinema, sono molto legati alla Sardegna ma comprensibilissimi a chiunque. Senti, una cosa che mi incuriosiva molto chiederti è quanto è diverso, o più facile, più difficile, non so cosa cambia per un attore interpretare, diciamo, un ruolo in una serialità, quindi in cui il personaggio può avere un'evoluzione in più tempo, mentre in un lungometraggio canonico, classico, cosa cambia per un attore? Onestamente per me almeno non tanto, nel senso l'approccio è lo stesso, cerchi di capire,
ovviamente leggendo le sceneggiature o la sceneggiatura cerchi di capire qualcosa sul tuo personaggio in base a quello che fa, che dice, ma anche e soprattutto in base a quello che gli altri personaggi fanno e dicono del tuo personaggio. Cerchi di creare un arco che abbia senso, con uno sviluppo di questo personaggio. È fondamentale ricordarti dove sei, perché non si gira cronologicamente, ovviamente. Però l'approccio è praticamente identico. L'unica cosa è che se poi arrivi a fare 3 stagioni, come esattamente sta succedendo con Lolita Lo Bosco, hai la possibilità di scoprire anche dei lati del tuo personaggio che magari all'interno di un lungometraggio non scopriresti mai, perché ovviamente il tempo è Tu minore. dici girare cronologicamente, quindi in sequenza, che è un privilegio che pochissimi hanno. Ma non ho mai conosciuto nessuno che abbia Per un girato. attore, per esempio penso a Garrone che gira sempre in sequenza. Ah sì? Sì, Ah, sì. vedi? Questo non lo sapevo. Che è un privilegio in effetti. Beh, sì. Per un attore immagino pure. Assolutamente. Perché puoi veramente vivere quella... Perché lo stai vivendo e poi cioè, il giorno dopo hai l'emozione molto fresca, mentre magari a volte giri prima il finale e poi l'ultimo giorno di ripresa devi fare l'inizio, quindi devi avere molto chiaro in che punto si trova il tuo personaggio. Questo è uguale per tutto. E a questo punto torniamo al teatro, perché ora non so se sei d'accordo con la famosa frase il teatro è la moglie, il cinema l'amante, non so se la condividi, non la sapevi. No. Però è la tua... È la TV? È la TV, arriva dopo. Quindi Ah, ok. Però che ne pensi? Cioè è il tuo primissimo amore, tu mi dicevi che hai iniziato da giovane. Beh sì, ho iniziato a teatro, quello sì. Quindi forse sì. Devo dirti, a me piace fare tutto nello stesso modo, non riesco a trovarti una cosa, perché ogni cosa ha un lato estremamente positivo. Il teatro hai quel momento che non si ripeterà mai più, quell'improvvisazione che avrai la memoria di quell'improvvisazione solo tu e il pubblico che sarà lì in quella serata precisa. Hai la risposta immediata del pubblico, soprattutto quando fai commedia, quindi dici la battuta, c'è una risposta, ok, ha funzionato. Mentre nel cinema anche l'adrenalina, il rischio di dire se la faccio bene questa resta per sempre, ma se la faccio male resta per sempre lo stesso, quindi c'è quell'adrenalina lì in più che comunque mi piace, è una sorta di droga in qualche modo. Quando è stato quel momento che hai capito che era quello il tuo lavoro e non sarebbe potuto essere nessun altro? Onestamente non ti saprei È dire. stato naturale? Sì, perché ho iniziato molto giovane, ho iniziato a 16 anni, poi a fare i miei primi spettacoli intorno ai 21, 22 e poi non mi sono mai fermato, quindi non ho avuto il tempo di pensare cosa sto facendo. No, in realtà riuscivo a vivere di questo, che questa è sicuramente una fortuna enorme, perché ci sono tantissimi attori bravissimi che magari non riescono a lavorare continuativamente e non riescono a fare questo il loro mestiere. Senti, nel teatro, nel cinema, in televisione, un po' in tutto quello che è il mondo audiovisivo e del teatro, bisogna sempre studiare, continuare a fare delle ricerche. Tu oggi come studi? Come studi? In cosa consiste la tua ricerca? Se seguendo alcuni attori, se magari leggendo, stando di più a fianco alla letteratura, come alla musica anche magari, non so. Allora, sicuramente bisogna sempre studiare. Per me, guardando tanti film anche, poi a me mi appassiona molto anche la regia, quindi magari seguo un autore, un regista, mi guardo tutta la sua filmografia, mi piace vedere un po' l'evoluzione oppure le caratteristiche che si porta dietro per tutta la sua filmografia. Leggere sicuramente. Personalmente mi piace molto l'animo umano in generale, quindi studio le persone, la psicologia, mi piace questo, mi piace studiare le persone, osservare le persone, capire perché si comportano in un determinato modo, in maniera che poi magari quando mi capiterà di interpretare un intervistatore palermitano, so che quando intervista tiene la testa un po' più così. Ecco, per esempio quale regista che hai
ce n'è qualcuno in particolare che hai studiato, sviscerato, analizzato? Che poi volevo chiederti anche quando guardi i film, anche l'aspetto tecnico sulle inquadrature, sul modo, Sì. l'utilizzo delle focali, piuttosto che o soltanto ti concentri sulla narrazione. No, soprattutto l'aspetto tecnico. Cioè, mi affascina molto cercare di capire in che modo il regista riesce a raccontare una scena, un'emozione, capire che movimento di macchina fare, se rimanere fermi, se stare stretti oppure larghi. Sorrentino a me piace moltissimo, Sorrentino dai primissimi film mi piace tanto, ho visto come è cambiato completamente anche negli ultimi. Hitchcock mi piace, banalmente, lo so che magari è banalissimo, però con nulla la tensione che riusciva a mettere Hitchcock. Ho visto l'altro giorno Psycho, vabbè. la scena della doccia, che ho letto, non so quanti montaggi sono stati fatti per quei 60 secondi, 100 una cosa. Sì, perché Poi poi ovviamente, sono manuali. poi ovviamente c'è il montaggio, però il regista deve dare un materiale, poi ovviamente il montatore può farlo diventare qualcosa di incredibile. Che poi c'è sempre un po' questo dilemma, cioè la regia sì, le inquadrature e tutto, però anche nel panorama italiano ci sono tanti registi che sono magari grandi narratori e poco tecnici. Potrei citare tanti che non è, attenzione, un deficit. No. Altri che invece, come dicevo prima, Garrone, piuttosto che anche Marco D'Amore che adesso ha fatto Caracas, stanno proprio loro in camera. E tu per esempio su quale delle due... A me piace stare in camera, mi piace molto. Però capisco benissimo che uno che non sia fondamentale. Ci sono tanti altri ruoli che possono aiutare il regista, se ha le idee chiare, ha tanti collaboratori che possono poi aiutarlo nella scelta dell'ottica o dell'inquadratura, però lui deve essere chiarissimo e sapere in che modo comunque comunicarlo ai collaboratori. A me piace molto, ma perché è una passione per la fotografia, eccetera, quindi mi piace conoscere i numeri, mi piace conoscere insomma un po' i termini tecnici da utilizzare con i vari collaboratori in maniera da essere più immediato, più veloce. Ma c'è un regista a cui tu torni spesso, anche un attore, no? A proposito di quella ricerca di cui parlavamo, un regista proprio che, ecco, un attore che tu guardi proprio anche per studiare, ecco, veramente. Anche dicevi Sorrentino, no? Sì. Sorrentino ad esempio ha fatto Hitchcock, c'è qualcun altro che vuoi chiedere? Mi piace molto, si chiama Chazelle, Sì, può essere? Chazelle. Da morire, mi piace da morire perché comunque, a parte vabbè, essere giovanissimo, una tecnica mostruosa e comunque Sì, è emozionante, mi piace un sacco. Ho rivisto da poco tra l'altro La La Land. Sì. Vabbè, mi E piace, invece mi la è stessa piaciuto molto. domanda te la volevo fare per l'attore. Tu per esempio hai detto che un personaggio che ti piacerebbe molto interpretare di una commedia, se non vado errato, romantica, Sì. americana. Ho letto questa Sì. E come mai? Perché? Non lo so, forse perché ci sono cresciuto con quelle commedie lì, mi piacciono i Lieto fini, mi piace il romantico, sono molto romantico, quindi queste cose qua. Mi piace far ridere e sono romantico, quindi per forza la commedia romantica, quello è, cioè, non è che... E quindi interpretare un ruolo del genere, tipo Hugh Grant, sai, quei film anglosassoni, quelli mi piacciono veramente tanto, e chissà, Ma magari. potresti fare anche, pensavo tu, la regia, poi ultimamente si va spesso. Quanto è difficile, giuro che non abbiamo parlato, però è difficile perché Dirigersi. forse lo diceva Hitchcock proprio, dirigersi e interpretare, no, forse lo diceva Orson Welles, comunque un gigante. Uno di quei due. Uno di questi qui, diciamo. Però appunto dirigersi e interpretare e dirigersi è, insomma... Beh, sicuramente... Perché è difficile? Perché l'incontro tra il regista e l'attore comunque crea qualcosa di unico, perché ognuno dei due porta qualcosa, porta un'idea, e quindi ci si trova a metà strada in qualche modo, no? Perché tu magari puoi avere un'idea del personaggio e non c'è il conflitto col regista, dici vabbè lo faccio così, mentre invece un regista ti può portare un altro punto di vista che pensi, ah cavolo, può funzionare meglio, e sempre il confronto porta sempre a qualcosa di
di meglio. Quindi per forza di cose chi si autodirige, secondo me, anche se si conosce perfettamente, eccetera, però non riesce ad essere abbastanza autocritico e appunto a far nascere qualcosa di unico, come può succedere con un regista. Senti, al corner qui noi siamo sempre molto curiosi e chiediamo spesso, cioè, che film stai vedendo in questo periodo? Se hai visto qualcosa in particolare, che spettatore sei? Riesci a trovare il tempo per andare al cinema? Perché poi anche quella è una domanda, no? Allora, devo dire che quando sono a Roma faccio grandi scorpacciate di cinema, ci vado anche 2 volte al giorno, mi piace moltissimo, cioè l'Intrastevere per me è proprio, cioè casa, sì. In questo periodo sono parecchio impegnato e non vedo film da un bel po', forse l'ultimo che ho visto, vabbè no, non da un bel po', ho detto una scemenza, l'ultimo che ho visto è Povere creature. Ah, beh, Sì. ti è piaciuto? Beh sì, molto. Il film del cuore in assoluto. Oh! L'ultima sempre difficoltà bisogna mettere a fuoco. Il film del cuore. Ce ne sono. Allora, vabbè, ti dico il primo che mi viene in mente, ma non sono sicuro che sia il film del Però cuore. se è il primo che viene in mente, solitamente sai, I soliti ignoti. beh, che comunque. I soliti ignoti, sì, forse sì. Però adesso lo so che E tanto perché? vado a casa e dico, ma anche Ma quello, no, ma se perché non lo appena stacchiamo la Esatto. Stop, no! E in caso la... Perché? Perché è una combo incredibile di attori straordinari, forse i migliori di quel periodo, tutti messi insieme, che è una cosa che non so se si faccia più tanto, forse non troppo. Più È un po', difficile, sì, ormai, sono un no? po' carriere singole Sì, che sì, vanno, sì, però sì. riunirli tutti insieme, Totò, Gassman, Mastroianni, cioè una roba incredibile, con una colonna sonora spaziale, una regia che... vabbè. Quindi insomma, quello, forse è quello, Dai, sì, non sì, ti forse sei non mi... molto convinto, Sì, sei stato sì, sì, convincente. l'accendiamo. Jacopo Pollino al corner, grazie Jacopo. Grazie a voi.